E tra una tappa e l'altra del suo tour con Gianmarco Tognazzi è venuto a trovarci qui, non con Gianmarco Tognazzi, è il tour è con Gianmarco Tognazzi, lui è qui da solo, è Marco Conidi. Prego, facci ascoltare subito quello che avevamo preparato. Tanto l'avevamo preparato, come stai? Stai bene? Se non mi vedi, una rosa. Ti vedo bene, ti vedo bene. Meno male. Faccioti una cosina al volo? Sì, live, perché insomma, facciamo, se quando uno lo sa fare, facciamoglielo fare. Girano i tuoi capelli come corde di una giostra. Gira il suono di una radio in questa primavera di ginestra. E noi qui alla finestra. Ad aspettare di salire, comunicando le intenzioni di vivere alla grande, incatenando l'anima alle canzoni. E noi qui ma è così che se ne va anche l'ultima canzone. Sembra ieri che eri qua, ma la vita non è mai la stessa. Pensa se domani fosse un giorno eccezionale, uno di quei giorni senza telegiornale. Pensa a un giorno nuovo senza buoni né cattivi, dove l'unico pensiero è essere vivi. E noi qui tra la gente. Interromperti, come mi piace questa canzone. Grazie. Dopo facciamo, quando abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, ci mettiamo che tu me la canti per intero. Dobbiamo dire così no, nel senso, dobbiamo dire questo tuo suona tour. molto rock and roll, detto Senti, questo tour come va? bene. Siamo molto contenti, è una cosa nuova, un divertimento incredibile con i ragazzi, con le persone, è un percorso della memoria negli anni 60, 70, ci sono le immagini dell'Istituto Luce. Con l'arrivo di tante cose, di quando i bambini giocavano un po' più nei prati e meno alla PlayStation, di quando si giocava nei cortili, di quando la televisione era strepitosamente ancora molto bella. Insomma, abbiamo raccolto delle immagini, noi siamo un po' dei nostalgici, sia io che Tognazzi, quindi tra ridere e scherzare è anche un omaggio a tanti anni da cui potremo attingere per fare delle cose meglio anche in futuro. Tu con questi occhiali sei un po' tenebroso, sai, sì? Cioè non ho visto ancora i tuoi occhi, vabbè, insomma, dopo li vedremo. Non è vero, mi hai detto prima di là che li avevi visti? No, giuro, no. Vabbè, era per dire, si dice, sai, ma non mi svelare tutte le cose. Alla canzone invece che anche perché ce n'ho uno, quindi. Di occhio. Sì. Basta. Cioè no, dico, voglio dire, ce n'ho basta, uno in fronte. basta quello, basta quello. Allora, il CD che è in vendita dappertutto, andatelo a comprare, si chiama Nuvole e Regole. Sì, è perché già finito. Nuvole e Regole? Perché la vita, se non si pensa alle nuvole, le regole non si possono mai sovvertire. Quindi diciamo un po' di fantasia, giusto? C'è una frase di Ennio Flaiano, che è uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori della storia del cinema italiano, che dice: con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Bellissimo. La canzone si chiama L'amore che viene? E questa è stata fatta con Sergio Cameriere. Ma quanto mi piace Sergio, glielo possiamo dire? A Sergino? Come no? Se vuoi dopo gli telefoniamo. Dopo magari lo chiamiamo, perché no? Ah! Marco Conidi, L'amore che viene. Soffiare le nuvole, a sgridare settembre, la sua fretta di piangere, è l'amore che viene a guardarci le tasche, se tra i pugni tesi abbiamo già spesi i sogni di noi. Chi sono io lo sai e tu mi riconosci ancora qui, seduto in questa
questa macchina che mi accompagnerà verso chissà cosa. Se devi andare vai, vai, vai e prendi la tua libertà. Non stare ad ascoltare che è volgare solo chi non ha il cuore dentro, ma è l'amore che viene e mi incontra per strada e mi chiede il tuo nome, io che lo so bene, ma dirlo non so. È l'amore che viene, ti credevi una roccia, e una lacrima scende, ma qui in mezzo alla pioggia è soltanto una goccia. Se devi andare vai, 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 in fondo hai scelto tu per noi. Guarda che bella fine fa la vita senza me. Guarda che bel dolore, chi sono io lo sai, e poi lo sai che mi vedrai in tutte quelle cose che la mente trova lì, persa chissà dove, ma è l'amore che e mi chiede il tuo nome, io che lo so bene, ma dirlo non so. È l'amore che viene, ti credevi una roccia, e una lacrima scende, ma qui in mezzo alla pioggia è soltanto una goccia, qui in mezzo alla pioggia è soltanto una goccia. Devo dire che le zampine di Maria le avrei riconosciute. Buon tour. Quando suona si riconosce, era un grandissimo. Veramente, io lo conosco da quando non aveva avuto questo grosso boom. Ricordo che ho visto una volta uno spettacolo e sono rimasta così sbalordita quando a un certo punto si è alzato e ha suonato coi piedi, poi si è girato, insomma, ha suonato con tutto quello che poteva, eccezionale, veramente. In bocca al lupo per questo tour. Grazie, credo. Vienici a trovare se passi da queste parti, invitaci se sei da queste parti. Sei assolutamente invitato, a te e tutta la truppa, anzi fammi ringraziare i tecnici che si sono prodigati veramente per farci suonare anche dal vivo. Ecco, Grazie. questo è il CD, rinquadratemelo. Nuvole Vai. e regole, Marco Conidi. Ciao! Grazie.